Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, oggi la nostra trasmissione si occupa di un argomento davvero molto interessante. Allora parleremo di potatura, un'altra iniziativa dell'Associazione Olivicola Cosentina che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Agrario di Cosenza. Intanto saluto il Presidente Massimino Magliocchi, grazie Presidente, e grazie chiaramente come sempre al Dottore Iannotta. Quindi dicevamo che va avanti questa azione portata sul territorio dall'Associazione Olivicola per coinvolgere soprattutto i giovani, e in questo caso ci sono giovani che hanno intrapreso un percorso di studi appunto all'agrario che si spera possa farli diventare esperti, no, nel settore. Presidente. Sì, con questa iniziativa è già il terzo anno che la attuiamo ed è mirata principalmente ai giovani, proprio per avvicinarli, fargli rendere conto, specializzarli, dargli la possibilità di seguire dei corsi con esperti qualificatissimi. Il professore Pannelli è uno dei maggiori esperti italiani, se non internazionali, per quanto riguarda il sistema di potatura. E lui è, come dicevo, già il terzo anno che fa e svolge questi corsi qui da noi, corsi che abbiamo avuto veramente la soddisfazione di vederli aumentare di anno in anno. Io mi ricordo il primo anno erano 20-25 allievi, quest'anno abbiamo quasi rasentato i 100 come allievi diretti, oltre poi alle scuole, perché la seconda giornata l'abbiamo voluto dedicare proprio ai giovani dell'Istituto Agrario Tommasi di Cosenza, come abbiamo fatto pure lo scorso anno, ma già da quest'anno abbiamo un po' intensificato con questa collaborazione con loro, anche grazie alla dirigente, la professoressa Cammelleri, che è stata molto disponibile, entusiasta di questa nostra iniziativa, e così anche proprio per dare questi stimoli ai giovani, non lasciarli soli come ci lamentiamo sempre, certo, di dire anche nelle nostre trasmissioni che i giovani li teniamo un po' in disparte, ma non è vero. Noi, almeno per quanto riguarda la nostra associazione, stiamo facendo sforzi notevoli affinché possiamo trasmettere qualcosa di importante e utile che serva veramente per la loro professione futura ai giovani e dargli queste possibilità di avere esperti importanti. Ecco, esperti importanti, parliamo di potatura che è un passaggio, dottore Iannotta, importantissimo poi per avere un prodotto di qualità, perché se si sbaglia la potatura che succede? Dunque, la potatura è una delle operazioni colturali più importanti per le coltivazioni arboree in generale e per l'olivo in particolare, perché la potatura, diciamo, nasce nella sua accezione culturale tradizionale come riequilibrio della parte ipogea con la parte epigea, quindi diciamo, le proporzioni della pianta sia per quel che riguarda il sottosuolo sia per quel che riguarda la parte aerea. Però poi nel corso del tempo questo concetto di equilibrio si è un po' modificato, perché con l'avvento della chimica e la possibilità di dare le concimazioni, quindi di aumentare la fertilità del terreno, questo equilibrio, diciamo, si può creare anche in altri modi. Allora questa potatura serve adesso per altri scopi, che sono scopi innovativi, a cominciare perché la potatura
diciamo, si distingue in due parti: la potatura di formazione o di allevamento, che è quella che si fa all'inizio dell'impianto per dare la forma alla pianta, e la seconda è quella di produzione, che si fa annualmente per mettere la pianta nella condizione migliore di produrre. Ecco, in questo momento stiamo vedendo alcuni momenti, no, della manifestazione. Lei ha spiegato anche tutto questo ai ragazzi che hanno ascoltato con grande attenzione. Sì, io ho parlato in particolare di una nuova forma di coltivazione dell'olivo, che è il cosiddetto metodo superintensivo, che è nato in Spagna una decina di anni fa e adesso si sta diffondendo in tutto il mondo, in cui praticamente la potatura lì va a esercitare un'importanza fondamentale, perché siccome lì è basato tutto su una macchina che raccoglie meccanicamente il tutto, una macchina scavallatrice, allora queste piante si devono adattare a questa macchina, quindi ecco il cambio innovativo della potatura, che non è più quello solo di riequilibrare, ma quella di adattarsi alle condizioni economiche dell'impresa agricola, quindi la riduzione dei costi non si può ottenere se non c'è una meccanizzazione, e quindi la meccanizzazione della raccolta, che è importantissimo, sta pianta. Certo, è ovvio che poi i criteri fisiologici devono comunque rimanere, perché noi immaginiamo che ogni foglia di ogni pianta è un piccolo laboratorio dove si svolge la fotosintesi clorofilliana, cioè sta foglia assorbe l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e la trasforma in ossigeno che libera nell'atmosfera, e questo è anche il segreto per cui noi tutti respiriamo, perché se no questo ossigeno da dove ci proverrebbe? Bisogna rispettarle le piante. Esatto. Quindi la foglia, per fare questo, deve intercettare la maggior quantità di luce possibile. Per fare questo bisogna adattare la pianta a che intercetti questa luce e quindi che si ponga nelle condizioni migliori. E adesso andiamo a vedere, andiamo in campagna, no? Perché sì. Mostriamo proprio, facciamo vedere praticamente come si deve potare esattamente un albero. Sì. Allora, vediamo prima queste immagini, poi torneremo in studio. Buongiorno, stamattina ci troviamo presso l'Istituto Tecnico Agrario Tommasi, dove nell'ambito della messa in atto del progetto a valere sulla 611 e 615 del 2014 si mette in atto una giornata dimostrativa per quanto riguarda la potatura dell'olivo. Abbiamo il piacere di avere con noi il professore Pannelli, eminente rappresentante del settore, che adesso ci cimenterà nella potatura di una pianta di olivo qui presso l'Istituto Tommasi, cercando di illustrarci al meglio quelle che sono le direttive principali, le indicazioni principali per quella che è proprio la pratica della potatura. Ci avete davanti a voi una pianta di una quindicina d'anni di età, varietà Carolea, che è tipicamente assurgente. Assurgente vuol dire che preferisce crescere in altezza anziché che in larghezza. Il problema è che qui, così facendo, la pianta si sta spogliando sotto, lo vedete anche dalla vigoria nella zona medio-bassa, che è molto ridotta, e da quella che invece nella zona medio-alta, che è molto elevata. Tutto questo pensato tra qualche anno. Il risultato è che la pianta diventa ingovernabile e siete costretti a fare la famosa riforma per ritornare a dei livelli più gestibili con la raccolta, con l'operazione di potatura. Quindi entriamo in ambito di potatura periodica, di riforma periodica. Okay? Questo si accentua se voi non fate la potatura annuale, se cioè vi rassegnate per risparmiare a fare una potatura periodica. Tutto questo viene favorito perché la pianta preferisce lavorare in alto, dove c'è più luce, le foglie sono più sane, c'è più calore, più ventilazione, le condizioni ambientali sono migliori. Okay? La pianta si organizza a fare quelle ellisse di cui parlavamo all'inizio, quando ho fatto vedere la foto di apertura, qual è la forma naturale dell'olivo, che poi nell'isse va bene se uno ha una pianta isolata dove gli entra luce da tutte le parti, ma se andate nell'interno di un oliveto, quell'ellisse si sposta ancora più in alto perché c'è l'effetto ombreggiamento reciproco tra le piante che si infastidiscono l'una contro l'altra. Ho dimenticato di dirvi che quelle due foto che vi ho fatto vedere erano di piante isolate, avete visto, quindi senza interferenze esterne, ecco perché la forma era così espansiva.
sbilanciata, ma se la pianta ha interferenze esterne, l'ellisse è molto meno largo e la pianta è molto più alta. Okay? Quindi dobbiamo accudire la pianta in modo tale che evitiamo questo impoverimento in basso, concentriamo l'attività dell'albero in basso senza limitare il suo desiderio di espansione, perché si deve rapportare col suo apparato radicale, e senza impedire l'esercizio del controllo apicale della vegetazione, quindi evitare che ci sia un'eccessiva proliferazione di rami a legno che poi ci costano per toglierli una volta e ci costano una seconda volta, perché tutto quello che viene speso in legno va a discapito dei frutti. Nelle piante c'è un equilibrio nella distribuzione delle risorse tra vegetazione e produzione, se ne va di più da una parte ne resta di meno per l'altra. Le risorse non sono infinite, sono un numero limitato, quindi mettetevi nei panni di uno che mangia, se i 2/3 del piatto se lo mangia il commensale, per quello che resta ne resta solo 1/3, quindi non è che la pianta ha possibilità di rimediare all'infinito, la pianta ha il potenziale fotosintetico che deriva dal numero delle foglie e dalla loro efficienza, luce, temperatura e acqua. Se dovete raccogliere con il vibratore del tronco, sono migliori le piante più strette e più alte, quindi sarebbe meglio questa punta qui. Dovete raccogliere con i pettini, meglio una punta più larga e più bassa, quindi è meglio questa qua. Allora io nel dubbio, sapete che faccio? Si può anche rimandare, non devo fare niente, si può anche rimandare la decisione, perché abbiamo fatto già molto. Ora lasciare un rametto in più vi consente il prossimo anno di decidere con più argomenti in mano, perché la crescita si sarà accentuata e vedrete quale che vi funziona di più. Si può fare questo, non siate perfezionisti, lo so che ne basta una sola decima, se però state facendo una riforma, potete permettere anche un tentativo di far decidere anche alla pianta, un suggerimento da parte della pianta. E allora dove andiamo a cercare? Come dice giustamente il professore qua, qualcosa sotto che non prende la luce, anche nemmeno se fate i salti mortali, perché ormai qui la pianta ha deciso di non investire più, un qualche cosa che è troppo basso, che vi compromette la gestione agronomica, quindi solleva la pianta dal terreno, tanto i rami che restano tra un anno saranno ancora a livello del terreno quasi, quindi continuiamo. Qui è sfuggito qualcosa? Sì, è sfuggita questa, vedete? Che comunque mi ombreggia sotto, ecco fatto. Di qui pure è sfuggito qualcosa? Sì. È sfuggito questo qua, che lo possiamo levare almeno qui, sempre per fare l'ingresso della luce sotto. Qui c'è un succhione che sale, che non mi serve, ok? Qua c'è un altro succhione che non mi serve. I succhioni sono rami vigorosi che nascono dalla zona dorsale o delle primarie o delle secondarie. Le piante sono esseri intelligenti, a volte anche più di noi. E l'ulivo è il più intelligente di tutto. Sapete quanti cromosomi ha l'ulivo? Uno che me risponde, dai. Quanti cromosomi ha l'ulivo? Ce n'ha tanti quanti il genere umano, ha 46 cromosomi, come noi. E come se noi ci reputiamo intelligenti, alla sua maniera, è ricca di geni, tanto quanto noi. Perché ha dentro di sé tutte le predisposizioni per affrontare qualsiasi situazione. È nata ai margini di un deserto, l'ulivo non gli mette paura nulla. Beh, davvero una lezione sul campo, no? Quella del professore. Tra l'altro ha oltre 34 anni di attività alle spalle, se non sbaglio, ed è un campione proprio della potatura, ha partecipato anche a delle gare di potatura. Insomma, sì, lui organizza proprio le gare di potatura un po' in tutta Italia. Infatti, diciamo, per prenotarlo bisogna muoversi con largo anticipo. Però torna volentieri qua. Sì, torna sempre molto volentieri, anche perché lui faceva parte dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura, ancorché nella sede di Spoleto, ma faceva sempre parte del nostro istituto. Comunque ho visto che praticamente c'è stata molta attenzione da parte degli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario nell'apprendere questa tecnica, che non è facile, è difficile, è onerosa perché costa molto, ed è anche difficile perché un conto è essere potatori, quindi sapere la fisiologia della pianta e quindi conoscere i punti dove andare a intervenire. Un altro invece sono i tagliatori di rami, che si armano con una motosega, vanno in campo e tagliano quel che indiscriminatamente, quello che capita, insomma. Facendo più danni che altro, perché anche l'olivo, che ha delle caratteristiche particolari, per esempio fruttifica sui rametti di un anno, allora quelli non bisogna toccarli, perché se uno li va a tagliare poi la pianta non produce, quindi
Certo. La delicatezza dell'operazione sta proprio in questo. Vogliamo ascoltare proprio il Giorgio Pannelli, perché insomma ha fatto questa lezione sul campo ai ragazzi, ma come dicevo torna sempre volentieri qui in Calabria. Insomma, ha apprezzato, Presidente, anche questa iniziativa quest'anno come negli anni passati. Ascoltiamo. Le impressioni sono molto positive, come ha dimostrato il numero dei partecipanti, che è raddoppiato rispetto all'anno precedente, ma come dimostrato anche dalla presenza di numerosi giovani, segno che l'olivicoltura è ancora una cosa che appassiona le vecchie e le nuove generazioni, e quindi reputo molto opportuno investire in questa direzione, e reputo molto opportuno il lavoro che sta facendo l'associazione, finalizzato ad una crescita culturale di tutta la filiera. Quindi una crescita culturale, Presidente, ed è questo insomma l'obiettivo principale, chiaramente avere un prodotto di qualità, ma anche un'operazione culturale importante, per questo insomma l'apertura sul territorio. La qualità è iniziata dal campo, quindi credo che perseguire su questa linea è la cosa migliore, l'abbiamo visto e sentito anche dal professore Pannelli. E con lui proprio si discuteva di questo, ed è rimasto la cosa più bella, la soddisfazione che ha dimostrato, l'ha pure detto, di vedere aumentare, ecco, i partecipanti, l'interesse dei ragazzi, tant'è vero che lui stesso ci sollecitava, dice: ma cerchiamo di organizzare un qualcosa di più stabile per il sistema potatura, incominciare a creare una scuola per la potatura che poi va a sfociare con un premio finale dopo il biennio, perché si parlava di biennio come corso da seguire, e dare la possibilità, ecco, a questi ragazzi proprio di trovarsi fra loro e fra loro di riuscire a comunicare tutte le loro idee, tutte le loro perplessità, i problemi che si incontrano durante le lezioni, perché difficoltà ce ne sono, certo, sempre. Poi ogni pianta ha una sua storia, è diversa. Poi anche i ragazzi hanno una loro storia culturale della potatura, perché vicine ai nostri potatori, nulla togliendo come bravura ai nostri potatori, però si è potuto constatare con il sistema Pannelli che è proprio una cosa tutta diversa dal sistema del potatore nostro con quello che fa lui, e il suo sistema che si riversa a dare alla pianta produzione e qualità del prodotto e salvaguardia della qualità, e questo diventa molto importante. Certo, poi incontri come questi, iniziative come queste sono importanti perché possono anche nascere delle idee, delle proposte che poi si possono concretizzare in progetti, insomma, non si sa mai, magari... Ecco, come quello della scuola che dicevo poco prima, è già un grande passo avanti, noi ci stiamo già adoperando ad organizzare questo, perché si parte già dai partecipanti di quest'anno, avendo avuto le 2 giornate, già questo è un primo step per il prossimo, che ce lo troviamo, e quindi possiamo andare avanti in un modo già tranquillo, diverso, con una base abbastanza forte. Certo, intanto ascoltiamo cosa dice proprio il professor Pannelli a proposito di giovani, no? Ascoltiamo le sue parole. Qui c'è modo di lasciare traccia del percorso formativo attraverso i giovani che frequentano l'istituto. Mi auguro infatti che a conclusione del periodo di studi, analogamente a quello che è stato fatto per l'enologia, venga fatta una cosa analoga per l'olivicoltura, una specializzazione in oleologia, chiamiamola così, olivicoltura in senso lato, che possa consentire ai giovani di subentrare nel settore con le moderne conoscenze che comunque la produzione oggi richiede, altrimenti il rapporto tra costi e benefici diventa molto difficile, quindi sono convinto che invece utilizzando le disponibilità di giovani o formati per l'olivicoltura ci sia ancora molto spazio. Lo dimostrano i dati produttivi: l'Italia produce la metà dell'olio che consuma e i consumatori italiani sono i migliori al mondo perché sono quelli che consumano olio di elevata qualità. Beh, queste sono sempre le parole del professor Pannelli, ma a proposito di potatura, abbiamo detto, è uno dei massimi esperti, ma
C'è stata un'evoluzione nel tempo della potatura? Sì. Oppure? Sì, c'è stata un'evoluzione sia di carattere fisiologico sia di carattere economico, perché è nata l'esigenza, per ridurre i costi, di fare le operazioni colturali più onerose, di svolgerle meccanicamente. Quindi sono nate anche le macchine per fare la potatura meccanica, che hanno trovato il loro maggiore impiego, diciamo, nelle forme obbligate, perché, diciamo, la forma che assume la pianta diventa fondamentale poi nell'uso di queste macchine. E allora praticamente c'è questo discorso delle nuove tecnologie applicate all'operazione culturale, quindi in questo caso alla potatura. Però c'è anche l'aspetto fisiologico, cioè quello di avere una forma della pianta in grado intanto di adattarsi a queste macchine, perché le macchine si adattano alla pianta, però anche la pianta si deve adattare alla macchina. E poi soprattutto la pianta deve essere messa nelle condizioni di svolgere le sue funzioni metaboliche nel miglior modo possibile. Si parlava poc'anzi di fotosintesi clorofilliana, è importantissima non solo per l'ossigeno che produce per l'atmosfera, ma perché crea una serie di catene glucidiche che rappresentano, diciamo, le riserve nutrizionali della pianta. Quindi praticamente è lì che avviene la trasformazione della linfa grezza che sale, che ascende dalle radici verso le foglie, in linfa elaborata, che è quella che discende dalle foglie poi verso l'apparato radicale o comunque verso il fusto e negli organi della pianta, dove si accumulano queste riserve. Queste riserve che si accumulano poi serviranno per la produzione, perché più riserve avrà la pianta e maggiore sarà la produzione conseguente. Quindi, diciamo, è tutta una questione di equilibri fisiologici che devono integrarsi, devono legarsi con le esigenze dell'impresa agricola, quindi con la riduzione dei costi, l'applicazione delle macchine, per cui questa tecnica di coltivazione è diventata, diciamo, innovativa, cioè ha subito un'evoluzione attraverso cui praticamente oggi si arriva finanche alla potatura meccanica fino al 100%. Certo, è importante quindi la tecnica di potatura, quindi sì, la formazione. A proposito, ascoltiamo proprio le parole del professor Pannelli proprio sulla questione potatura. Sentiamolo. Direi che anziché un'evoluzione negli ultimi decenni, la potatura ha subito una involuzione, nel senso che si improvvisa molto, ci si accontenta di tagliare occasionalmente, periodicamente le piante senza avere le opportune conoscenze. Invece l'olivicoltura, come la frutticoltura, ha bisogno di persone formate. Non si comprende perché in frutticoltura è normale ricorrere all'uso di addetti che hanno fatto corsi di formazione, in olivicoltura invece si può ricorrere a chiunque. Questo non è corretto ed è questa la principale causa della crisi olivicola italiana, che non c'è stato un investimento culturale basato sulle conoscenze che l'Italia ha prodotto con il suo ambiente scientifico in abbondanza. Non dimentichiamo che nel corso del Novecento l'Italia è stato il paese leader al mondo per la produzione di ricerca olivicola, però bisogna anche usarla, altrimenti poi le conseguenze sono quelle che abbiamo sotto gli occhi: difficoltà produttive, abbandono, incuria e tanti altri mali che affliggono l'attuale olivicoltura, che, come ho detto prima, invece potrebbe essere un ottimo argomento da rilanciare, perché l'Italia ne ha veramente bisogno e ne ha l'opportunità. Noi ci dobbiamo fermare pochi istanti, torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Prima di andare in pubblicità abbiamo ascoltato le parole del professor Pannelli proprio a proposito della potatura. Diceva, nel corso degli anni non c'è stata tanto un'evoluzione quanto un'involuzione, perché manca la formazione, quindi una questione culturale. Ecco, da qui il discorso, Presidente, che facevamo prima, quindi investire proprio nella formazione dei ragazzi, dei giovani. In questo caso siamo l'Istituto Agrario di Cosenza, quindi è importante, no? Incontri, seminari e poi andare sul campo per vedere proprio materialmente come si effettua una potatura giusta, non
insomma, tagliare i rami così per farlo. Come si diceva, capitozzarli, Insomma. sbrigarsi in una giornata, farne tante e si è intervenuti. Sì, non è così alla fine, perché la teoria va bene fino a un certo punto, però poi per dare possibilità specialmente ai giovani bisogna dare anche la pratica, ma una pratica fatta bene. Di questo noi siamo sempre più convinti, di creare professionalità, di creare interesse per i giovani. Noi con questa iniziativa abbiamo non solo coinvolto i giovani dell'istituto agrario, ma abbiamo coinvolto anche gli altri ragazzi dell'istituto alberghiero. Perché è un unico istituto ormai, è un unico Mancini. istituto, ma c'è quella famosa continuità dalla terra alla tavola, e se vogliamo dare valore a quelli che sono i nostri prodotti dobbiamo avere l'arco completo. Certo. Quindi partire specialmente con i giovani. Noi è da diversi anni che specialmente l'Istituto Tecnico Tommasi e il Mancini stiamo collaborando bene. Siamo andati con loro anche all'estero a far conoscere le professionalità e le bravure di questi ragazzi. Siamo stati anni fa, la prima volta siamo stati a Bruxelles, siamo stati a Londra con i ragazzi del Mancini. Si sta già programmando qualcosa per il nord Europa per la primavera, per cui una continuità che dà anche uno stimolo ai ragazzi di seguire bene quelle che sono i dettami delle scuole, quelle che è la loro teoria, e poi mettere la pratica in atto e dimostrare agli altri cosa hanno appreso e quanto sono bravi e quanto valorizzano questi nostri prodotti. Certo. E c'è bisogno proprio di queste cose, altrimenti resteremo sempre a quello che si diceva prima, cioè arriva il potatore, taglia così a vanvera e non ha nessun risultato, se non una pianta scarna che poi ricrescerà, ma con risultati che andranno poi, insomma, ad vanificati, ecco. Tutti i lavori vanno vanificati. Insomma, bisogna davvero investire su... Bisogna investire. Poi i ragazzi hanno una mente molto aperta, questo ragazzi, è bello. Sì, io sono molto ricettivi, fiducioso dei ragazzi. Si parla tanto, si dice, però se si seguono, se si sta attenti, se si cammina insieme a loro, io vedo che la volontà c'è, la voglia c'è dei ragazzi. Bisogna essergli vicini in un modo diverso, bisogna dargli sicurezza. Certo. I ragazzi oggi hanno bisogno di sicurezza, un po' per tutto quello che è la situazione socio-economica, l'ambiente, non dico l'ambiente familiare perché gli ambienti familiari sono quelli che sono, tutte famiglie, però purtroppo non è più la famiglia di una volta che era radicata su un monostipendio e poi c'era l'altra parte, cioè la mamma che stava dalla mattina alla sera e accudiva i ragazzi. Oggi purtroppo si va sempre di corsa. Questa cosa non c'è, magari il ragazzo si sente, quindi non vedendo questa presenza dei genitori continua e cose, magari si sente libero di fare quello che vuole, però ecco, seguendolo credo che ci diano grande soddisfazione e ci sono belle volontà. Ma in Calabria credo che abbiamo belle intelligenze innanzitutto. Bisogna valorizzarle. Le intelligenze, le possibilità, abbiamo questa miniera a cielo aperto che dico sempre, per cui dobbiamo saperla utilizzare tutti quanti. Beh, il territorio offre tanti tesori. Ma il territorio nostro è ricchissimo. Parliamo dell'olivicoltura, ma ci sono tanti prodotti che... Ma ecco, un ultimo particolare è dei giovani. Noi abbiamo avuto un esempio lo scorso anno, no? Un giovane che non era neanche dell'istituto, un giovane bracciante che si era affacciato all'attività agricola da inesperto. Ha avuto la possibilità di seguire lo scorso anno il corso di potatura, era la prima volta che vedevo una pianta d'ulivo assieme al professore Pannelli e a Pasta. Ha seguito il corso, come associazione l'abbiamo voluto mettere un po' alla prova per capire cosa era riuscito ad apprendere questo ragazzo. E in un campo di ulivi gli abbiamo dato la possibilità di potare oltre 200 piante.
potale come meglio credi tu. Agli inizi gli è stato dato solamente qualche piccolo accenno per vedere, le ha potate, è andata avanti, ha fatto queste 200 piante, tutto a posto. Quest'anno il professore Pannelli, che è ritornato, parlando, ha detto voglio vedere questo campo, e il giorno dopo siamo andati a vedere questo campo. Anche lui è rimasto meravigliato di come erano state potate. Dice, non è che è stato bravissimo, però non è stato neanche un tagliatore. Però un ragazzo che ha avuto solo 2 giorni certo. di corso, quindi questa la dice lunga, 2 giorni di corso del professore Pannelli, è riuscito a potare 200 piante con quel principio indicatogli dal professore. E le piante, devo dire, viste da me, da inesperto, dico, hai fatto un bellissimo lavoro, mi hai fatto un bellissimo lavoro. Il professore Pannelli ha confermato che il ragazzo era andato bene, per dire. Con 2 lezioni. Con diciamo. 2 lezioni. Cioè, gli interventi, se quest'anno segue le altre lezioni, questo è già un maestro potatore. Beh, questo è importante davvero, Questo è ecco, importante, investire questo perché... è il messaggio che noi vogliamo dare anche ai giovani, avere fiducia e la sicurezza di avere esperti che le seguono. Torniamo all'Istituto Mancini, abbiamo una scuola antichissima, veramente una delle prime scuole, l'Agrario Mancini di Cosenza, intitolato tra l'altro ad un agronomo, giusto? Tommasi. Certo, quindi insomma una storia antichissima, adesso insieme all'Istituto Alberghiero è diventato l'Istituto Tommasi Mancini di Cosenza. C'è anche una piccola azienda agricola, giusto, all'Istituto Agrario di Cosenza, dove i ragazzi proprio sul campo sperimentano le tecniche anche innovative. Allora, ascoltiamo la preside Cammelleri. Devo ringraziare l'Associazione Olivicola di Cosenza per aver scelto questa che è l'oasi verde della città. Lei ha detto siamo in campagna, noi siamo nel polmone verde all'interno della metropoli cosentina, della città di Cosenza, con questa azienda agricola annessa appunto all'Istituto Tecnico Agrario Tommasi, che rappresenta e vuole rappresentare sempre di più una opportunità per i ragazzi che la frequentano di costruire il futuro investendo sulle loro passioni, sulle loro capacità, sulle loro competenze. Avere qui stamattina degli esperti nel settore anche della potatura dell'ulivo, e noi abbiamo appunto un bel oliveto dal quale abbiamo estratto dell'olio, quindi nel nostro frantoio, è certamente un modo per dare delle competenze, fornire ai ragazzi una cassetta degli attrezzi ben dotata perché possano operare delle scelte consapevoli, non delegare ad altri la scelta del loro futuro. E certamente è una scuola che non vuole chiudersi all'interno, ma vuole veramente accogliere all'interno della propria struttura, di questa azienda bellissima che ha le competenze specifiche del settore, quindi l'associazione olivicola piuttosto che il collegio dei periti, piuttosto che come faremo prossimamente anche una sperimentazione sul campo con i ponimeri, certamente fanno vedere che l'azienda diventa aula decentrata per i ragazzi, dove il sapere diventa saper fare. E questo è importante perché quando il sapere diventa saper fare c'è più interesse, no? Da parte dei ragazzi, cioè non solo nelle aule, ma si sperimenta proprio sul campo le nozioni teoriche che si apprendono in aula. Tra l'altro hanno anche questo frantoio, no? Dove seguono tutto il processo della trasformazione, hanno questo piccolo oliveto e poi insomma la trasformazione dell'olio, quindi è anche una cosa molto bella. Ma intanto, prima di commentare anche le parole della preside, vediamo che cosa si fa, cosa si insegna a questi ragazzi all'interno dell'istituto. Allora ascoltiamo Erika Clerici, che è una docente proprio dell'Istituto Tommasi di Cosenza. Io faccio in seconda Scienze e Tecnologie Applicate, sarebbe Ecologia Agraria.
sarebbe lo studio degli ecosistemi naturali, degli agroecosistemi, faremo anche un po' di agricoltura sostenibile e quindi per indirizzare i ragazzi, visto che sono in secondo, ad affrontare meglio le materie professionali che inizieranno a pieno titolo in terzo. Faccio in quarto biotecnologia agraria, poi c'è genetica, c'è anche qui uno studio della lotta biologica, quindi agricoltura sostenibile, in cui è necessario insegnare ai ragazzi che c'è l'alternativa alla fitoiatria tradizionale, quindi lotta biologica, lotta integrata, per poi arrivare alla fitopatologia, quindi le malattie delle piante che insomma sono presenti nel nostro territorio, almeno le malattie principali. Dobbiamo far conoscere sicuramente le tecniche tradizionali da cui si è partito, la nostra agricoltura da cui è partita, ma adesso bisogna fargli conoscere quello che vuole l'Europa, l'agricoltura sostenibile, le tecniche alternative a quelle tradizionali, perché adesso dobbiamo trasmettere la sensibilità del rispetto dell'ambiente e quindi ormai il futuro è agricoltura sostenibile, rispettosa dell'ambiente assolutamente. Grazie professoressa. Tradizione dunque e innovazione. Questo. In questo caso diciamo, abbiamo sentito più che visto come praticamente vengono affrontati i temi più importanti di un'agricoltura moderna, quella della ecosostenibilità, quella della conservazione della biodiversità e anche quella di fare una lotta che si avvale sempre meno di prodotti chimici, quindi diciamo una lotta anche in questo caso sostenibile. Poi, come diceva giustamente lei, in questo istituto effettivamente si svolge la parte teorica, che è quella più propriamente culturale, quindi di formazione, di apprendimento, e poi la parte più pratica, con le applicazioni in campo di queste metodologie, di questi sistemi che poi attraverso questi tecnici, perché questi saranno domani i tecnici dispersi sul territorio, saranno praticamente il tramite attraverso cui far arrivare al tessuto produttivo questi concetti e contribuire a trasformare l'agricoltura tradizionale in un'agricoltura innovativa. E speriamo che rimangano sul territorio questi ragazzi, questo è l'augurio. Ma noi ce lo auguriamo e pensiamo che se l'agricoltura avrà uno sviluppo, come noi tutti ci auguriamo, si creeranno le condizioni a che anche i tecnici rimangano e che quindi trovino la loro applicazione direttamente sul territorio e riescano a esprimere, diciamo, poi tutte queste competenze che hanno acquisito durante la formazione, durante il corso di studio. A questo riguardo io poi vorrei anche sottolineare come ci sia un collegamento fra queste produzioni agricole, quindi l'agroalimentare, con quelle che è la parte poi trasformata, ecco, che è la parte alberghiera, eccetera, la formazione della cosiddetta filiera corta. Cortissima, possiamo cortissima, dire. cioè a chilometri zero, cioè quella di produrre i prodotti agricoli in campo e poi di renderli, diciamo, sotto l'aspetto del gusto, la massima espressione possibile. Del resto noi puntiamo molto sulla enogastronomia calabrese anche per lo sviluppo, diciamo, turistico della regione, dei nostri territori, quindi diciamo, avere questi collegamenti, queste cose ritengo possano essere estremamente importanti. E allora ascoltiamo Carmelo Fabbricatore, che è un docente dell'Istituto Mancini ma è un apprezzato e grandissimo chef. Allora ascoltiamolo. Sicuramente è un momento importante questo che vede coinvolto l'Istituto Mancini Tommasi, ormai è un'unica scuola che mira alla formazione dei ragazzi sia sotto l'aspetto agrario che sotto l'aspetto alberghiero. E in questo il nostro istituto è riuscito a fare la filiera corta, per cui quello che si produce nell'istituto agrario viene poi trasformato dai ragazzi dell'alberghiero, per cui oggi sul buffet che è stato preparato dai nostri ragazzi si troveranno tante pietanze con sicuramente l'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva prodotto qui nell'azienda del Tommasi, che va a valorizzare sicuramente il prodotto a chilometro zero che è stato preparato proprio per dare
quel valore aggiunto a ciò che sono le preparazioni della cucina. In effetti solo utilizzando prodotti del territorio si riesce ad avere un'alta qualità, e questo è uno dei progetti che l'istituzione scolastica sta mettendo in campo già dallo scorso anno, creando le produzioni nella propria azienda e poi le trasformazioni attraverso i ragazzi dell'alberghiero. Allora, con Carmelo Fabbricatore però abbiamo parlato anche delle opportunità dei ragazzi, per i ragazzi che scelgono questo corso di studi o l'istituto agrario oppure l'istituto alberghiero, quindi quali opportunità ci sono per questi giovani e se possono davvero hanno l'opportunità di rimanere sul territorio. Ascoltiamolo. Il futuro è sicuramente florido per quei ragazzi che realmente hanno voglia di avere successo in questo campo. Dalla nostra scuola ricordo abbiamo dei ragazzi che sono in giro per il mondo, fra Londra, Bruxelles, fra Malta, Valencia e via dicendo. Ragazzi che fortemente hanno voluto arrivare al successo, e questo si fa soltanto se c'è un impegno forte già nei primi anni della scuola. È un settore dove il lavoro non manca mai, c'è una continua richiesta e la richiesta è sempre più elevata, di elevata preparazione professionale. E grazie all'impegno che c'è da parte dei dirigenti scolastici, almeno nella nostra scuola, noi abbiamo la fortuna di riuscire a preparare i ragazzi in modo veramente eccellente, e il mercato del lavoro è pronto subito ad assorbire questi ragazzi che hanno voglia poi di arrivare al successo. Ripeto, è un campo che va vissuto con responsabilità e con costante preparazione, e il successo arriverà senz'altro. Allora, queste le parole di Fabbricatore. Ci sono tante esperienze positive, insomma. Tante esperienze positive, e penso che per uno sviluppo effettivo del nostro turismo, diciamo, sia estremamente importante questo aspetto anche dell'alberghiero. Noi sappiamo che in questo settore ci portiamo ataviche carenze, criticità che dobbiamo superare. Io penso che istituti di questo genere come l'Istituto Mancini sia in grado di poter superare queste criticità. Anche nell'ambito di questa manifestazione che si è svolta presso l'Istituto Tecnico Agrario Tommasi di Cosenza, poi abbiamo avuto anche l'opportunità di assaggiare i prodotti preparati da questi ragazzi in maniera eccezionale. In maniera direi eccezionale, sia piatti di tipo tradizionale sia piatti di tipo innovativo. Così come abbiamo potuto apprezzare anche la professionalità dei ragazzi di sala, quelli che servivano diciamo, ai tavoli, e tutto questo fa parte, diciamo, di un complesso di cose che a mio giudizio possono essere, diciamo, un trampolino di lancio per lo sviluppo turistico futuro della Calabria. Queste sono belle storie, tra l'altro, no? Perché ci sono tante storie di ragazzi che ce l'hanno fatta, no? Magari hanno scelto questo percorso di studi e poi sono riusciti ad affermarsi, cioè bisogna crederci poi anche, Presidente, in quello che si fa. Certo, bisogna essere coscienti di quello che si intraprende e poi anche un po' di rischio di andare avanti e far valere quello che si vale, cioè, credendo in se stessi, credendo quello che uno sa fare e migliorarsi, vuol dire che ci mette tutta la volontà, ci mette tutto l'impegno, ci mette tutto quello che è anche la fantasia, specialmente in cucina, no? Ci deve essere anche quel pizzico di fantasia. Anche in cucina si parla di tradizione ma innovazione, perché questi ragazzi, come diceva anche il dottore Iannotta, cioè partendo dai prodotti del territorio, dalla qualità, dalle eccellenze del territorio, riescono a fare delle creazioni davvero incredibili. Ma delle creazioni davvero bellissime, ma è proprio questo, la sinergia che si può creare tra chi è un esperto e un tecnico di agricoltura, quindi che incomincia a vedere l'agricoltura già in un modo diverso.
che comincia a intraprendere l'attività agricola con delle iniziative mirate su determinati prodotti, di portarli a livelli qualitativi eccezionali, perché l'agricoltura si migliora continuamente, un prodotto lo si migliora qualitativamente anche negli anni, cioè da ogni anno un qualcosa di diverso di quello che era l'anno prima, cioè essere sempre anche, ecco, la natura che certo, si migliora in tutte le sue tutti quelli che sono i suoi momenti di fioritura del prodotto. E naturalmente questo lo si trasmette poi anche in cucina, cioè gli si porta un prodotto diverso, un prodotto di grande qualità, e si dà la possibilità allo chef di esprimere questa qualità con tutta la sua fantasia. È lì che si va poi a valorizzare il prodotto, lo si va anche a tutelare nella qualità, ma a valorizzare in tutti quelli che sono poi i sapori, gli aromi e la visibilità di avere davanti, si esalta, no? Ecco, davanti agli occhi qualcosa che ti attrae, qualcosa che ti fa venire l'acquolina in bocca. Dici, qua me lo devo mangiare tutto, tutti i sensi, e continuare così, e quindi invogliare a consumare per dare la possibilità all'agricoltore di continuare a lavorare e al ristoratore di continuare a dare sempre prodotti eccellenti. E farli conoscere, ecco, poi non solo in Calabria, ma le possibilità, ecco, di questi ragazzi. Poi certo, non è che si può pensare che tutti possano restare qua nel nostro territorio, anzi specialmente per gli chef. Io credo che devono uscire fuori dai nostri confini, perché sono ambasciatori del buon gusto. Bravo, perché loro che conoscono il nostro territorio, sono cresciuti con questi prodotti, prendono questi prodotti e li fanno conoscere al mondo. Ecco, essere gli ambasciatori, i migliori, io ripeto, sono i migliori ambasciatori dei nostri prodotti, perché oggi uno chef bravo, che si sa esprimere anche con la clientela, che presenta il prodotto in un certo modo, che lo esprime in un certo modo, che poi gira per i tavoli e lo spiega ai commensali, diventa importante, anche perché da parte del consumatore c'è molto interesse ad avere un prodotto buono e a sapere la loro provenienza, la filiera, la storia di quel prodotto, che alla fine il prodotto è la nostra cultura, esprime la cultura di un popolo. Quindi da qui noi siamo davvero in chiusura. Importante proprio per fare questo, per arrivare a questi obiettivi, la formazione, perché poi parte tutto da lì. Velocemente, un minuto. E non abbiamo considerato gli aspetti enologici, perché anche quelli sono molto importanti. Noi abbiamo mangiato bene, ma bevuto altrettanto bene. Tutti i prodotti dell'Istituto Tecnico Agrario, sì, i vini, persino anche lo spumante, fatto con metodo classico, champenoise, prodotto, diciamo, presso l'Istituto Tecnico Agrario. Quindi, diciamo, l'enogastronomia a 360 gradi. E su questo... È stata una sorpresa per giunta, quella dello spumante. E su questo però grandissima sorpresa. Ci dobbiamo fermare. Complimenti ai ragazzi e ai docenti dell'istituto. Grazie davvero al Presidente Magliocchi, al Dottore Iannotte, e grazie come sempre anche a voi. Alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.